Buonasera, buonasera amici radioascoltatori, buonasera da Padova, penultimo atto del playoff promozione in Serie A, gara di andata, finale allo Stadio Euganeo di Padova, Padova contro Novara. Il Padova è arrivato quinto nella stagione regolare, il Novara è arrivato terzo. Il Padova che in semifinale ha eliminato il Varese vincendo qui all'Euganeo per 1-0 e pareggiando 3-3 all'Ossola di Varese. Il Novara in estremis è riuscito a eliminare la Regina, 0-0 al Granillo, 2-2 alla Piola con un gol al 90° stupendo di Rigoni. Con il doppio pareggio o con le squadre in parità nella gara di ritorno che si disputerà domenica a Novara ci saranno i tempi supplementari, 2 tempi da 15 minuti. In caso di ulteriore parità niente rigori, ma passerà il Novara proprio perché meglio piazzato in campionato. Le squadre devono ancora fare il loro ingresso in campo, vi diciamo lo fanno in questo momento tra gli applausi dei 22.000 dell'Euganeo che sentite anche voi. 22.000, una cifra che qui a Padova non si registrava dai tempi dell'ultima Serie A. Per l'occasione, per una delibera prefettizia, è stato anche aperto l'anello superiore alla gradinata che era chiuso da 15 anni in assenza di tornelli, proprio per garantire il posto a tutti quelli che ne hanno fatto richiesta. E a Padova chi non è allo stadio potrà seguire al maxi schermo montato nella piazza l'evolversi di questa partita tra Padova e Novara. Conclusione da fuori, la tiro, palo del Padova sulla conclusione da fuori da parte di Cuffa, il pallone è rimbalzato, i cani probabilmente non l'ha visto partire e dopo 3 minuti Padova vicinissimo al vantaggio con un palo dell'argentino Cuffa, un tiro che sì era angolato ma non potentissimo. Wicani si è tuffato in ritardo, palla che è rimbalzata e palla che è stata rimbalzata dal palo che ha rimesso in campo, e quindi alla prima occasione della partita Padova vicinissimo al vantaggio. C'è Gonzales sul pallone, c'è anche Rigoni, provano la conclusione. I giocatori del Novara chiedono all'arbitro di controllare, verificare la distanza della barriera, palla che viene calciata, respinta, conclusione da fuori e palla che termina al lato di poco, la conclusione di Gonzales che ha calciato di sinistro di controbalzo, il pallone terminato di poco al lato. Renzetti per Cuffa, ancora Renzetti nella propria metà campo, cambio gioco dall'altra parte dove c'è Crespo che sta giocando una buona partita, che arriva puntualissimo all'appuntamento con il pallone, spinge Crespo sulla destra, si porta in una posizione offensiva, limite dell'area, ci entra Crespo, il tiro, il destro, palla che termina al lato, ma per lui tanti applausi. Crespo, un'altra delle note positive della Padova targato 2010-2011. Un calcio di punizione che Italiano batte come di consueto a sorpresa per El Shaarawy che stoppa il pallone con una classe superiore, poi avanza limite dell'area, ancora El Shaarawy, ci entra il tiro e la parata di Wicani. Grande azione di El Shaarawy che poi ha tirato forse con troppa sufficienza, aveva fatto tutto bene, soprattutto lo stop sul lancio da 40 metri di Italiano. L'1-2 con Cuffa è arrivato sia pure in una posizione decentrata a provare il tiro da sotto, a cercare di ingannare il portiere che è stato bravo a mantenere l'equilibrio, a rimanere quindi in piedi e a non farsi ingannare. Però l'azione di El Shaarawy è una di quelle fiammate di cui parlavamo, quelle fiammate che possono decidere una partita. C'è una cross dalla sinistra, c'è la difesa del Novara che ha la meglio di fisico, poi c'è un fallo richiesto dal Novara ma non fischiato dall'arbitro, ed eccolo Di Nardo che mette il pallone al centro, De Paula sbuccia la prima conclusione, palla che rimane lì e poi la Novara va a ripartire per la disperazione dei tifosi del Padova. Tra l'altro nella cabina accanto alla nostra c'è un gruppo di tifosi del Padova che sta stretto come quasi fossero delle sardine nella cabina, sono 7-8 persone e stanno facendo un tifo indiavolato. Il tocco sbagliato di Cuffa, recupera ancora il Novara, il lancio per Gonzales che scatta bene, Gonzales solo, tiro, scarica su Cano, prodezza clamorosa ma l'azione prosegue, Gonzales e qui il Novara ha sciupato un match point perché Gonzales era più facile di un rigore. Bravissimo Cano a mantenere la calma, a respingere la botta di Gonzales, ma qui Gonzales ha dilapidato un gol fatto. Attenzione del Shaarawy che entra di rigore, il tiro, la parata a terra da parte di Wicani, si accende la partita. De Paula, palla che termina ancora sul palo, il colpo di testa di De Paula, palla che è rimbalzata, ha preso il primo palo ed è tornata in campo. E a questo punto sono 2 i palli del Padova, anche se qui Wicani, parlavamo proprio di lui, copriva bene il suo palo e qui probabilmente i difensori del Novara si sono fatti sorprendere. El Shaarawy, limite dell'area, al tiro coi pugni, arriva ancora Wicani
partita, il cronometro scorre, 40 secondi alla 93esimo, quando l'arbitro con 3 fischi manderà tutti negli spogliatoi. La punizione battuta da Geller, che poi alla fine preferisce dare all'indietro per l'Isuzzo, e quindi ingannando un po' tutti i giocatori del Padova che si erano portati a protezione dei 16 metri. Ancora l'azione di Motta della Novara che tocca all'indietro, il cross di Gemiti, area di rigore, Scavone prova a disimpegnarsi ma c'è Renzetti in vantaggio su di lui, ultimi 10 secondi, perde palla Renzetti, tutto regolare secondo l'arbitro. Scavone di prima, Gonzalez, Scavone termina a terra, ancora una volta regolare l'azione, protestano quelli della Novara, chiedono il fallo da rigore, ma lui quello che ci crede di meno è proprio Scavone. 93esimo che scocca in questo momento, fischietto in bocca per Doveri, finisce la partita 0-0 tra Padova e Novara, anche se l'arbitro deve intervenire perché Italiano e Scavone si stanno beccando. Italiano gli ha detto che volevi il rigore al 93esimo, i due faccia contro faccia, l'arbitro interviene, dirime questa questione, Scavone molto intelligentemente si allontana. E allora finisce la gara di andata della finale promozione dei playoff di Serie B, 0-0 tra Padova e Novara, 1-0 giusto, anche se ci sono stati 2 pali del Padova, ma un'occasione grandissima nel secondo tempo per il Novara con Gonzalez, Zennaro, tutto rimandato a domenica, quando al Silvio Piola si giocherà questa partita a campi invertiti, Novara-Padova. In questo caso, e quindi il Novara sarà davvero favorito, gioca in casa, gli basta anche il pareggio, alla fine dei supplementari con un risultato di parità sarebbe il Novara a salire in Serie A, quindi per il Novara una grandissima opportunità per tornare nella massima serie dopo 55 anni. Ma il Padova non si dà certo per vinto e il Varese ne sa qualcosa. Insomma, discorso promozione ancora del tutto aperto, e parliamo ovviamente del discorso sul campo. Quello che succederà dopo non è dato saperlo. Bene amici radioascoltatori, io ringrazio Massimo Zennaro per i suoi interventi. Tutti voi che ci avete seguito vi invito a rimanere sulle onde di Radio 1 per lo scampolo finale di Zona Cesarini con Simonetta Martellini in studio. Ci collegheremo ancora con lo stadio Euganeo di Padova. Allora io ricordo il risultato finale: Padova e Novara 0-0, e vi do appuntamento alle prossime radiocronache.